Bilancio per il 2017 è senz'altro un bilancio positivo da tanti punti di vista, sia per quanto riguarda la crescita delle vendite, sia della produzione industriale, anche dell'occupazione, e perciò insomma direi che il 2017 lo archiviamo sicuramente come un anno positivo. Per il 2018 io penso che ciò che è stato fatto bene nel 2017 dovremmo ritrovarcelo anche nel 2018, fermo restando che chiaramente le nostre imprese trevigiane lavorano in mercati globalizzati e perciò qualche pericolo c'è sempre. Però insomma io vedo che nel momento in cui c'è stata una ripresa, questa ripresa noi siamo riusciti a coglierla. Oggi le imprese penso siano più consapevoli, siano più preparate, ci sono stati grandi investimenti e continueranno ancora nel 2018, perciò insomma guardiamo con ottimismo. Imprese che hanno bisogno di forza lavoro, dicevo. Sì, noi come avrete visto in più occasioni, oggi c'è la necessità nelle nostre imprese di aver delle nuove figure professionali, ma in linea generale le imprese insomma stanno assumendo. L'occupazione in provincia di Treviso, c'è una disoccupazione che è inferiore al 6%, questo è positivo e speriamo insomma continui così. Magari mancano alcune figure professionali, ma su questo anche come Un'Industria Treviso ci stiamo lavorando in modo da parlare di riqualificazione laddove serve. Il 2018, Presidente, per voi sarà l'anno dell'integrazione definitiva ormai, quasi, Treviso-Padova. Sì, il 2018 è una tappa importante non solo per Padova e Treviso direi, ma per l'intero sistema confindustriale veneto, nel senso che due grandi associazioni come Padova e Treviso per volontà e non per necessità si mettono insieme per dar luogo, per creare quella che è una delle più grandi associazioni a livello nazionale e che vuole essere presente nel territorio, promuovere cultura e promuovere quella che è soprattutto la cultura d'impresa. Non dimenticando però quello che è il nostro ruolo sociale come aziende. E l'anno prossimo, altro appuntamento più generale, si vota. Questo riguarda anche le imprese, voi chiedete soprattutto stabilità. Sì, con le votazioni del prossimo anno qualche preoccupazione c'è, nel senso che si parla della possibilità di ingovernabilità. È chiaro che noi come imprese, ma l'economia in generale, le persone, per poter creare quello che sono i progetti di vita c'è bisogno invece al contrario di stabilità, di avere regole chiare, di sapere insomma qual è il nostro futuro. Io penso che ciò che a volte manca in Italia è proprio la capacità di traguardare dei periodi di medio e lungo termine, non semplicemente il quotidiano. Guardando al passato recente e vedendo appunto quello che dovete chiedere, diciamo, un nuovo governo ipotetico, che misure chiedereste, magari che vengano rinnovate rispetto a quelle che avete avuto anche poco tempo fa, gli ammortamenti in particolare? Beh, noi abbiam visto che ci sono state alcune misure che hanno avuto veramente degli effetti molto positivi sulle nostre imprese, tipo per esempio il superammortamento o l'iperammortamento. Adesso non so quali siano i vincoli di bilancio, ma mi auguro che questo venga mantenuto, anche perché nel momento in cui viene fatta un'iniziativa di questo tipo, il fatto di farla durare per un anno è veramente poco, perché studiare all'interno di un'impresa quelli che sono nuovi impianti ha bisogno di tempi di progettazione che sono ben più lunghi rispetto all'anno temporale, e queste sono invece delle misure che andrebbero sicuramente allungate in modo che si possa anche come imprese fare dei programmi a medio e lungo termine. Sta vedendo troppe promesse da campagna elettorale in queste settimane? Beh, io penso che i programmi di governo che probabilmente faranno i partiti saranno dei programmi seri. Dopodiché alla TV o a volte insomma vedo che si cerca di toccare, stuzzicare soprattutto la pancia della gente. Noi siamo gente che deve avere invece una certa responsabilità e sappiamo benissimo che abbiamo dei vincoli di bilancio, sappiamo benissimo che c'è un debito pubblico, sappiamo che siamo all'interno di una comunità europea e perciò non è che possiamo fare tutto ciò che ci viene in mente, e tutto deve avere comunque una copertura finanziaria, altrimenti togliamo da una parte per mettere dall'altra, ma in questo caso si creano solo guai. Ecco, quindi alcune delle riforme che sono state fatte negli ultimi anni, tipo il Job Act, tipo la riforma Fornero, vanno mantenute secondo lei, Presidente?
Io dico che l'impianto sia per il Jobs Act che la riforma Fornero è un impianto corretto, ci sono sicuramente delle disfunzioni che vanno magari corrette, ma nell'insieme non si può buttare tutto, come invece oggi sento quando accendo la TV, sento certe interviste. Il Jobs Act va difeso, la riforma Fornero quando è stata fatta effettivamente serviva, perché vi ricordo che eravamo in un momento dove nessuno sottoscriveva tra l'altro il nostro debito pubblico, ci sono state delle distorsioni, queste vanno sistemate in modo che le persone comunque possano vivere con dignità, ma nel momento in cui è stato creato un debito pubblico così elevato è anche chiaro che nessuno verrà a pagarcelo, è affar nostro di noi italiani, e qui dobbiamo metterci in testa che insomma le cose vanno fatte, vanno sistemate con la responsabilità. Soprattutto questo è un appello poi che rivolgo alla mia di generazione, cioè alle persone, pensando ai giovani, pensando al futuro delle nuove generazioni. Siamo fuori, almeno per le imprese, dalla crisi delle banche popolari? Attualmente grande tensione noi non ne vediamo, bisogna però fare attenzione, perché dire siamo fuori, cioè non è che con l'anno 2017 ok, abbiamo risolto tutto, anzi io direi che nel 2018 dobbiamo presidiare molto, abbiamo fatto degli accordi con i vari istituti di credito in modo che le imprese che si troveranno eventualmente in difficoltà possono essere accompagnate. Ricordo che oltre al finanziamento attraverso il sistema bancario ci sono oggi anche delle altre opportunità sul mercato a livello di finanziamento, e insomma se c'è qualcosa contattate Un'Industria Treviso, che noi siamo pronti ad accompagnare le imprese. Se posso un'ultima battuta, tornando sulla fusione con Padova, sì. Tra un anno dunque operativa, come sarà tecnicamente con 2 sedi, 2 presidenti? Come? Allora, e qui non posso darvi tantissime indiscrezioni, l'unica cosa che posso dirvi è questa, ci sarà il presidio del territorio, se fino ad oggi Padova e Treviso sono state molto presenti, e in particolare poi parlo per l'esperienza che ho a livello trevigiano, nel senso che l'associazione degli industriali di Treviso ha accompagnato le imprese, è sempre presente eccetera, ecco il nostro obiettivo è quello di continuare a farlo, perciò presidio del territorio assolutamente sì, ma con una capacità di rappresentanza e di lobby che è ancora superiore, data proprio al fatto dimensionale. Parlava del padiglione acque come punto di incontro, è la via di mezzo o si può dire anche a un partner che è lontano 100 metri, centrate anche voi magari? Beh, da parte nostra, come ho detto prima, sia mia e penso di parlare anche per il Presidente Finco, c'è la massima apertura, nel senso che questo, il progetto di integrazione Padova-Treviso non è un progetto chiuso, ma è un progetto aperto a tutti coloro che vedono del buono in ciò che noi stiamo facendo oggi. Intanto però ne facciamo un pezzo, vi garantisco che è un pezzo abbastanza complicato e dove serve tanto lavoro, noi ci stiamo lavorando insomma a testa bassa, e dopodiché una volta che avremo fatto questo, chissà che magari ci sia la possibilità di unire anche altri.